Nicola Furlan è un'arte che è vibrante e rarefatta. Le sue opere rappresentano microcosmi, delle composizioni geometriche, di elementi che appunto vibrano, che hanno una loro organicità, ma che sono al tempo stesso coperti da un velo di Maya, appunto, qualcosa che filtra la nostra memoria, qualcosa che filtra l'idea del ricordo. Ed ecco che noi ci approcciamo alle opere di Nicola Furlan individuando degli elementi che palpitano, che si muovono in un grande discorso coerente con il mondo, con l'universo, con noi stessi. È come se ci guardasse al microscopio e dal profondo delle più infime parti del nostro corpo, dalle nostre pulsioni più lontane, galattiche, noi riusciamo a comprendere il tutto, riusciamo a comprendere la sua opera che ci attraversa, che ci studia. Bisogna prestare attenzione all'opera di Nicola Furlan, perché nella sua meticolosa, attenta realizzazione di questi micromondi, di questi microcosmi, noi possiamo riuscire a intravedere un percorso d'arte originale, puro e diverso. Ciao cara Nicola. Ciao. Sono così felice di vederti e presentarti al nostro pubblico oggi. Benvenuto alla Damides Art Gallery. Mille grazie. Saluto il pubblico. Mi piacerebbe sapere qual è stato l'input che ti ha avvicinata alla pittura. Come inizio ero piccolo e piuttosto vivace. Allora mia nonna, per dirmi calmo, mi faceva dei disegni, cavalli e gondole, perché lei era buranella veramente. E restavo calmo. Quindi questo è stato Questo era l'inizio proprio. Poi a 6 anni ho iniziato veramente a dipingere. E dipingevo sul cartone e sul compensato. Però a 7 anni ho scoperto che i veri pittori dipingevano sulla tela. Allora ho chiesto a mia madre la tela per dipingere. Mia madre mi ha dato un pezzo di lenzuola greso per dipingere e ho fatto una fatica enorme che mi ricordo ancora perché ero abituato sul compensato. Passare sulla tela gresa non preparata e il pennello non correva. Però quel quadretto, ho lavorato, quel quadretto ho ancora a casa. So che ami ancora visitare i musei Sì. e le gallerie. Cosa ti ha portato visitando i musei, quello che nel tuo percorso con la tua arte o verso la tua ricerca? Studio sul colore, la luce e il colore soprattutto. Guardando Tiziano, guardando Veronese. Quindi il titolo non è a caso il tuo titolo con No. Paolo Veronese? No. Ci puoi spiegare come viene questo titolo Ti così spiego. mistico? Avevo sui 14 anni e visitavo tutte le gallerie. La galleria preferita era l'Accademia di Venezia. Allora entravo, la prima tappa era sulla saletta del Carpaccio e mi sedevo e mi sembrava essere a casa con i miei parenti. Dopo la seconda tappa principale era la sala principale, dove c'erano i migliori pittori. Entravo, mi ricordo, e a sinistra c'era subito la posizione del Tiziano. Quadro bellissimo, però a quel tempo non c'era molta sorveglianza. Io andavo vicino al quadro e mi piaceva toccare la superficie. E da vicino si vedeva tutti i segni, mi sembravano fatti a casa, colorati, ma vicino così, tutti colorati, non si vedeva niente. Quando ti allontanavi, tutto prendeva forma, come una magia. Però in quel periodo mi piaceva il Veronese. Il Veronese aveva quelle sfumature di viola, di rosetta, tutte sfumature bellissime. E il verde, Paolo Veronese,
che crea trasparenza. E così con il titolo Paolo Veronesi si è riuscito proprio a immortalare anche nelle tue opere La luce sua. la luce sua, ma anche il Colore. titolo E il titolo. che era lasciato vivere nelle tue opere. Sì. Mi ha incuriosita anche un altro titolo molto particolare, Ricami di mia madre. Ci puoi spiegare come viene questa tua idea? Dunque, mia madre ha sempre ricamato, fatto cintrini, sciali, sempre lavorato. Però arrivata a una certa età ha detto basta, non ricamo più e non faccio più niente. Allora per consolarla ho detto mamma, i tuoi ricami faccio dei quadri, 5-6 quadri dedicati ai tuoi ricami. E ancora adesso che ha 99 anni Complimenti. mi chiede se i suoi ricami dipinti hanno successo. Quindi le tue opere continuano questo percorso suo. Sì. Gli Fatto dai apposta, vita, proprio gli dai vita continua. continuamente. Bello, molto bello, poi questo legame, questo bellissimo ricordo. E adesso hai questo mistico velo di Maya. Ci puoi scoprire questo segreto tuo? È un segreto che ho fatto sulle ricerche. Perché ricerca, a un certo punto ho trovato quello che cercavo. E perché proprio il velo di Maya? È il velo di Maya perché copre e dà un senso di misticismo. Quindi avevo trovato proprio il materiale adatto. Cosa vuoi dire con le tue opere al pubblico? Il pubblico, soprattutto il pubblico deve guardare il quadro nel senso che io parto da un ricordo e arrivo Hai emozioni, a un'emozione. è vero, proprio così. Infatti perché nei miei guardando- quadri la luce arriva e non si ferma sulla superficie del quadro, ma entra nel quadro. E rianima l'opera. Rianima e dando vita all'opera. Caro Nicola, adesso al grande pubblico dobbiamo anche dare un'altra novità. Per caso hai in questo preciso momento qualcosa di nuovo nella tua ricerca, con le tue opere, un altro nuovo titolo che ancora tutto è da scoprire? Sì, il titolo è Soffitto d'artista. Ci incuriosisce molto, ci puoi sì. spiegare? Tu entri in un negozio, però non si può entrare perché c'è una scala che va sul soffitto e nel soffitto c'è un pittore che dipinge e parla col proprietario e gli parla dell'ultimo quadretto che ha fatto a Mestre, in una strada di Mestre col freddo d'inverno. E quel pittore si chiamava Felisati, pittore che io a quel tempo ammiravo, lui e anche un altro pittore che si chiamava Urbani de Ghetto. Esatto. E entrambi io conoscevo bene, mi hanno sempre insegnato qualcosa. Importante questo, sì. E quindi ho dedicato questo quadro proprio a questi pittori. E così è nato questo nuovo titolo che Soffitto è molto d'artista. importante. Bello, molto bello, complimenti. Quindi Grazie. questa bellissima notizia, la cornice di tutto il contenuto di queste belle creazioni, delle belle opere, tutto piene di misticismo. Sì. Molto mistiche, tutto da scoprire, oltre alla trasparenza che proprio cattura l'attenzione. Ti facciamo complimenti. Alla chiusura del tutto chiediamo al pubblico di seguirti Speriamo. e sempre
qui alla Deminis Art Gallery, dove ci sei sempre con le tue opere in esclusiva. A tutti gli appassionati dell'arte invitiamo così a visitare sempre le tue opere, le tue mostre, e tutto il tuo percorso, che veramente è tutto da scoprire e da essere seguito in quello che stai facendo e creando. Quindi con tanti complimenti ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio la galleria, ringrazio la gallerista. È stato sempre un piacere. E ringrazio anche il pubblico che mi guarda. Grazie, quindi alla prossima puntata con delle nuove opere e nuovi titoli. Grazie, arrivederci. Un piacere, alla prossima. Quindi Grazie. questa bellissima notizia, la cornice di tutto il contenuto di queste belle creazioni, delle belle opere, tutto piene di misticismo. Sì. Molto mistiche, tutto da scoprire, oltre alla trasparenza che proprio cattura l'attenzione. Ti facciamo complimenti. Alla chiusura del tutto chiediamo al pubblico di seguirti Speriamo. e sempre qui alla Deminis Art Gallery, dove ci sei sempre con le tue opere in esclusiva. A tutti gli appassionati dell'arte invitiamo così a visitare sempre le tue opere, le tue mostre, e tutto il tuo percorso, che veramente è tutto da scoprire e da essere seguito in quello che stai facendo e creando. Quindi con tanti complimenti ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio la galleria, ringrazio la gallerista. È stato sempre un piacere. E ringrazio anche il pubblico che mi guarda. Grazie. Quindi alla prossima puntata con delle nuove opere e nuovi titoli. Grazie, arrivederci. Un piacere, alla prossima.